magia è un'arte che insegna a vedere la vita in modo diverso, ci sono infinite realtà davanti a noi e la magia costruisce realtà e ti insegna a scegliere la migliore, quella che in qualche modo ti fa stare meglio. Stare meglio attraverso la magia, stupire e stupirsi, tornare bambini. È approdato all'Auditorium di Santa Caterina lo spettacolo della felicità, evento clou del Festival di Arte Magica voluto da Comune di Treviso e Centro Marcabanca, accanto a tanti soggetti del territorio. La magia come veicolo di felicità, soprattutto dopo mesi difficili. Già, ma qual è il segreto della felicità? Il primo segreto per imparare a scegliere felici è partire dal presupposto che la felicità non è una conseguenza ma è una scelta. Quasi sempre noi promettiamo la parola se alla nostra felicità. Io sono felice se mio figlio va bene a scuola, se mi danno l'aumento, se Juve, Toro, Milan, Inter, Napoli, bla 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 vincono lo scudetto. Io quasi sempre sono felice se qualcuno fa qualche cosa che mi renda felice. In realtà la felicità è il piede con cui ci alziamo al mattino, dal letto. Ma dal mago Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo, arriva anche un altro consiglio. Il secondo segreto per essere felici sono le persone di cui ci circondiamo. C'è una ricerca molto interessante di Harvard che ha dimostrato che la felicità non dipende dai soldi, dal lavoro che facciamo, dal ceto, dal censo, dalle macchine che abbiamo, ma dipende soltanto dalle persone che abbiamo attorno. E proprio lo spettacolo della felicità giovedì sera in anteprima assoluta alle 21:15 su Antenna 3 è da vedere con le persone che ci fanno bene, uno show per tutte le età, così come gli eventi in programma dalle prossime ore nei luoghi più belli di Treviso, sempre con Walter Rolfo e altri grandi illusionisti come Andrea Boccia, Francesco Fontanelli, Vanni De Luca. Antenna 3 li proporrà venerdì e sabato sera, sempre in prima serata, eventi unici, parola di mago. Vi consiglio assolutamente di seguirci perché sono consigli pratici e concreti per vedere la vita in un modo diverso.